l'iniziativa di stasera è nata per una richiesta precisa da parte della professoressa Claudia Carta, che è qui con noi e che è anche una persona di grande importanza nel contesto ogliastrino, perché è il direttore del giornale, della rivista L'Ogliastra. C'è con noi anche Anna Rita Pili, che gentilmente ci ha concesso di leggere un brano, accompagnata niente meno che dal direttore della Scuola Civica di Musica, Simone Pistisi, che è un nostro amico, è un nostro tutto, insomma non ci sono parole da aggiungere perché lo conosciamo tutti. Chiedo scusa perché l'organizzazione, siccome come vedete io non sto benissimo, è tutta a merito di Anna Rita Magia, che è la presidente dell'associazione Condividere, che come obiettivo ha sempre avuto quello di accettare, di accogliere, di condividere le cose in modo che il nostro territorio si potesse ulteriormente arricchire con una caratteristica precisa, quella della condivisione, perché talvolta ci dicono anche che siamo troppo individualisti. Allora questa associazione dal nome ci indica che l'idea è quella di aggregare piuttosto che dividere. E ora arriviamo ai pezzi da 90, la professoressa Alessandra Carta, che ha insegnato per tanti anni nel liceo scientifico di Lanoseco, con cui personalmente ho avuto un rapporto speciale, siamo molto amiche e quindi quando le chiedo qualcosa non mi dice mai di no. L'autore Paolo Oggiano ha scritto questo libro veramente interessante che ora Alessandra ci aiuterà a conoscere. Buona serata. Grazie. Stasera per fare una chiacchierata, io la definisco così, una semplice chiacchierata, una semplice riflessione su un romanzo che mi ha particolarmente colpito, e fare, a mio avviso, delle buone letture in questo periodo è anche abbastanza raro. Voglio salutare qui l'autore del romanzo L'emissario, Paolo Oggiano, autore di questo bellissimo libro. Infatti ho letto davvero con piacere il romanzo, lo potrei definire come un romanzo storico che fa riferimento ad un periodo particolare della nostra storia, della storia della Sardegna, agli anni della cosiddetta anonima sequestri, e soprattutto si incentra in un anno, forse quello più caldo, e qui Paolo mi dovrà aiutare, il 1979, anno in cui si registrarono in Sardegna circa 10 sequestri di persona. E proprio nell'agosto del 1979 due giovanissimi ragazzi, due adolescenti, uno di 15 anni e l'altro di 15-16 anni, Marina e Giorgio, mentre tranquillamente trascorrevano una giornata di vacanza in costume da bagno con i loro genitori in un'isoletta del mare di Bugerru, vennero prelevati da un comando di banditi e trasferiti in una zona interna della Sardegna. In quella zona che Fabrizio De André, che si trovò a vivere quasi contestualmente o contestualmente la stessa esperienza, più tardi definì Hotel Supramonte, e adesso ci leggerà proprio questo. E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo, e una lettera vera di notte, falsa di giorno, e poi scuse e accuse, scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi
sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dove? Dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'Hotel Supramonte dove ho visto la neve sul tuo corpo, così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza fermare, passerà questa pioggia sottile, come passa il dolore. Ma dove? Dov'è il tuo cuore? Ma dove è finito il tuo cuore? E ora siedo sul letto del bosco, che oramai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e di sole. Ma dove? Dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? La prigionia dei due ragazzi dura circa 60 giorni, si conclude con la liberazione di Giorgio e Marina dietro il pagamento di un riscatto che si aggira intorno ai 500 milioni di vecchie lire. La famiglia Casana, dietro consiglio di padre Costa, individuò in una persona il compito di fungere da emissario, cioè di condurre le trattative per la liberazione degli ostaggi al fine del rilascio. Si tratta di un padre gesuita e poi diremo anche qualcosa in più su questa figura di gesuita sui generis, in quegli anni noto come il Padre Nero, lussurgese, classe 1925, che all'epoca della vicenda raccontata ha circa 50 anni, 53 anni. Il racconto viene narrato in prima persona dal protagonista Padre Onni, così si chiama Cosimo Onni, e questo consente al lettore di seguire da un lato lo svolgimento della vicenda, scandito nei suoi momenti essenziali capitolo dopo capitolo, ma la cosa più importante e rilevante è che il lettore può cogliere nell'immediato i riflessi che quegli avvenimenti hanno nella coscienza del protagonista, tant'è vero che il lettore può coglierne i dubbi, le incertezze, le perplessità, le considerazioni. Quindi possiamo dire che Padre Onni, il personaggio Padre Onni, ci conduce mano per mano e ci chiarisce in tanti discorsi che lui intrattiene in diverse occasioni con il Casana, che cosa sia nel contesto barbaricino, secondo il famoso codice, essere prima di tutto un emissario. E proprio dalle parole di questo personaggio apprendiamo che nell'ambiente agropastorale delle zone interne il compito di condurre le trattative con i banditi al fine del
rilascio degli ostaggi non viene mai affidato ai genitori, forse perché sono troppo coinvolti, forse perché sono poco lucidi. Il compito generalmente viene assegnato ad un parente, ad un fratello, ad un amico, ad un compare. Si tratta di una vera e propria professione con tanto di compenso, e il compenso naturalmente viene determinato dalla riuscita della trattativa. Ma chi è un emissario? Generalmente l'emissario che veniva scelto era un uomo che aveva una certa dimestichezza con l'ambiente delle campagne, era colui che era un abituale delle aule dei tribunali con qualche condanna alle spalle, che sapeva parlare più il sardo che la lingua italiana. E il compito dell'emissario era proprio quello di presentarsi agli abboccamenti con i banditi a notte fonda in una zona qualsiasi della Sardegna, soprattutto dell'interno della Sardegna, stabilire il prezzo del riscatto, contrattare, cercare di diminuire per quanto possibile le richieste dei banditi. L'emissario era anche colui che stabiliva, che concordava con i banditi le modalità del pagamento, una prima tranche prima del rilascio, il saldo alla fine, e soprattutto anche concordavano le modalità del rilascio degli ostaggi. L'emissario era insomma una sorta, come dice lo stesso protagonista del nostro romanzo, un ago della bilancia, nel senso che dalla sua abilità nello stare nell'ombra, perché il compito dell'emissario era proprio quello di stare nell'ombra, di tenere a bada i familiari, gli avvocati, oppure anche di eludere le forze dell'ordine, dalla sua attività dipendeva l'esito della vicenda, cioè dipendeva la vita e la morte degli ostaggi. E quindi è una figura che rischia tanto, addirittura rischia la stessa vita, tant'è vero che rischiava o di essere ucciso oppure anche di essere malmenato dai banditi, legato ad un albero, oppure ancora rischiava di finire in carcere con l'accusa di favoreggiamento, o ancora metteva, o meglio, a repentaglio la vita dei propri familiari qualora qualcosa fosse andato storto in seguito a delle rappresaglie da parte dei banditi. Questa è l'identikit che Padreoni ci delinea nel suo romanzo. È una sorta, Padreoni sottolinea costantemente in questo racconto cronachistico la condizione dell'emissario, utilizzando anche una metafora, e cioè dicendo che l'emissario è come una noce stritolata all'interno di uno schiaccianoci. Da una parte ci sono i banditi che premono con le loro pretese, e dall'altra però ci sono i parenti e carabinieri e polizia. Questo è proprio l'identikit che l'autore ci delinea. E allora ci dobbiamo chiedere che cosa fa di Padreoni un emissario, perché questa è la domanda che mi sono chiesta leggendo questo romanzo o questo racconto cronachistico, ce lo dirà l'autore. Sicuramente non è la sete di denaro, né tantomeno la frequentazione abituale delle corti d'assise, né tantomeno ancora le condanne alle spalle. Ciò che fa di Padreoni un emissario è prima di tutto il suo essere sacerdote, cioè questa grande capacità di sdoppiarsi dinanzi ad una stessa persona, nel senso che quando si trova all'interno di un confessionale è pronto ad accogliere nell'esercizio del suo ministero i segreti più reconditi, per poi avere la capacità di dimenticare tutto, di incontrare quella stessa persona per strada, di guardarlo con serenità negli occhi, con tranquillità, comunicandogli e dicendogli: io non so proprio nulla.
Questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica che fa di Padre Ogni un emissario è sicuramente il suo essere lussurgese, cioè conosce perfettamente il codice di comportamento degli ambienti agropastorali, cioè conosce quelle regole del vedere e non vedere, del sentire e dell'essere sordo. E un'altra caratteristica di Padre Ogni è questa, che anche quando parla italiano, quando parla l'italiano più corretto, più forbito, quando insegna ai suoi alunni la religione nel famoso liceo Pacinutti di Cagliari, parla sempre sardo. Che cosa significa asserire questo? Significa che per Padre Ogni è importante la parola nel suo concetto. Quando Padre Ogni dice io sono un uomo, sta dicendo di me ti puoi fidare, io sono capace di gestire, di controllare i miei pensieri e i miei gesti. Voglio leggere proprio una parte che mi ha colpito in particolar modo e dice questo, cito direttamente dal libro: sono un uomo, ti puoi fidare, sono cieco e muto e non tradisco, mantengo le parole in qualunque lingua lo dici. Se lo dici convinto, se sei disposto a farlo, stai parlando la lingua sarda. Perché sono un sardo del cuore della Sardegna, lo sa dire col cuore. Ecco, queste sono le tre caratteristiche che fanno di Padre Ogni un emissario. E poi, proseguendo nella lettura di questo racconto, mi sono anche chiesta: ma perché Padre Ogni decide ad un certo punto della sua vita di fare l'emissario? Da quello che ho capito, e sono semplicemente le mie impressioni, Padre Ogni decide di fare l'emissario semplicemente per amore della sua terra, per amore della Sardegna, per amore della gente sarda, per amore degli alunni, di quegli alunni che ogni giorno incontra e con i quali si confronta nelle aule del liceo Pacinutti. Tant'è vero che ci dice che tutte le volte che guarda i suoi alunni vede nelle facce dei propri alunni i visi dei due Raffitti, cioè di Marina e di Giorgio, che manco conosce. Fa l'emissario per le donne e per gli uomini, fa l'emissario per tutte quelle donne e per tutti quegli uomini che si trovano in una situazione di bisogno, di difficoltà, di fragilità. Per dare amore, nel senso che Padre Ogni ha dentro di sé il bisogno di porsi al servizio del prossimo, di farsi servo di tutti, perché nell'azione del dare, nell'azione del soccorrere il prossimo, Padre Ogni sicuramente sostanzia la parola del Vangelo e incontra e rincontra, cioè incontra la parola di Cristo e Cristo stesso. Questo, secondo me, a mio avviso, fa di Padre Ogni un emissario. Ma chi è Padre Ogni? Padre Ogni è un gesuita sui generis, perché si comprende benissimo dalla lettura delle pagine di questo romanzo. Sicuramente non possiede lo stile e il comportamento proprio di un gesuita, non è assolutamente il suo comportamento grave, misurato e compassato, tant'è vero che quando opera presso il collegio sociale di Torino è solito fare i gradini delle scale a 2, a 3, a 4, anziché percorrerli o salirli uno dopo l'altro, come li rimprovera costantemente il Padre Superiore. Questa è una metafora per dire che dentro di lui arde che cosa? Un grande carattere, per dire che Padre Ogni non ama assolutamente il dettaglio, il particolare, non si ricorda mai il colore dei capelli delle ragazze che lavorano con lui nella colonia di Santo Lussurgio. Per Padre Ogni ciò che importa è la sostanza, l'essenziale, l'imprescindibile. E proprio Padre Ogni, mosso da questo grande bisogno che ha di porsi al servizio del proprio prossimo, di farsi servo di tutti, in questa vicenda particolare che si trova ad affrontare sia come testimone sia come protagonista,
è animato dall'ansia del comprendere. Un comprendere che non presuppone assolutamente il giudicare, vuole semplicemente capire e dà del fenomeno del banditismo di questi anni un'interpretazione che proviene dall'interno, è una visione la sua dall'interno, condotta secondo le coordinate culturali del mondo cui appartiene. È per questo che è in grado, ad ogni pagina si può notare, è in grado di storicizzare il fenomeno, è in grado di fornire un'interpretazione socio-antropologica, è in grado di fornire anche un'interpretazione psicologica. E la sua è una visione completamente differente del bandito, da quella fornita per esempio dalla TV, da quella fornita da Mario Brigaglia. E vi voglio leggere ancora una volta un passo, perché mi sembra essere significativo per comprendere questo personaggio. E scrive questo: che i sequestratori siano disoccupati, cassintegrati, poveri, non lo posso capire né credere. Che sia un'eredità della civiltà o della mentalità tribale, sì, lo capisco e ne sono persuaso. Come un'eredità atavica, diventata un istinto, una seconda natura, come fa il cane con la selvaggina, come il gatto col topo. A vederli, a starci insieme, a parlare con loro, sembrano e sono le persone più compite, rispettose ed educate. Ti trattano con la massima deferenza e cordialità, servizievoli, ospitali. Ti domandi da quali oscuri antenati abbiano ereditato quei modi. All'improvviso il raptus, nella notte o anche in pieno giorno, si trasformano, come per il risveglio di un istinto felino, di gatto dalla pace. E continua, sempre nel cercare di delineare la figura del bandito che lui conosce. I banditi appartengono a quella risma che se ne incontrano ogni giorno nelle nostre strade, nei nostri bar, con i quali si beve insieme, seduti allo stesso tavolo, che tirano fuori il portafoglio gonfio per pagare il conto, offrono sempre loro da bere, pagano sempre loro, cortesi, cordiali, rispettosi. Questi sono di giorno persone simpatiche, di notte banditi, ladri di vacche, cavalli, pecore. E soprattutto ci tiene a sottolineare che non vogliono soldi, non vogliono seviziare o ammazzare. In definitiva, Padreoni sottolinea come coloro che decidono di percorrere questa strada subiscono uno sdoppiamento della personalità, nel senso che quando svolgono l'attività del sequestro sono cinici, sono disonesti, talvolta anche sanguinari, e contemporaneamente riescono a condurre una vita del tutto normale, baciano le mogli, giocano con i figli, portano il latte in caseificio, acquistano mangime, fieno, si recano in piazza a chiacchierare con i propri amici, entrano al bar, ordinano, invitano, pagano, addirittura vanno anche in chiesa. E Padreoni mette anche però in evidenza il fatto che siano persone anche che provano paura, nel senso che ci dice che quando i banditi giungono ad uccidere il rapito lo fanno semplicemente perché si sentono come le bestie selvatiche, si sentono braccati, incalzati dalle forze dell'ordine, e sono persone che hanno bisogno, oltre che dal favoreggiamento, diciamo così, dell'ambiente, che può essere la notte, che può essere il fitto della boscaglia, hanno anche bisogno della complicità dell'ambiente circostante. Infatti che cosa succede? Che molti allevatori che sono pratici, che frequentano ogni giorno le campagne, sicuramente vedono, sentono, intuiscono, però nella maggior parte dei casi stanno zitti. Ma perché stanno zitti? E ce lo spiega ancora una volta Padreoni: perché queste persone hanno i loro beni, gran parte dei loro beni al sole, perché i loro
bestiame è per lo più allo stato brado, per lo più incustodito, e chi infrange la regola del silenzio che cosa avrà? Avrà sicuramente il bestiame sberrettato, il bestiame sgozzato, oppure l'intero bestiame ucciso con pallettoni. Questo nelle migliori delle ipotesi, perché poi magari potrà avere che cosa? Il fienile incendiato, oppure potrà partire per lui dall'ombra di una siepe o di un muretto una rosa di pallettoni. Padre ci dice anche che però è importante comprendere, per comprendere l'anima dei sardi, perché è un prodotto della nostra cultura, e questo ce lo sottolinea. Ci dice anche che bisogna tener presente come la figura del bandito, soprattutto nelle aree interne della Sardegna, sia vissuto e sentito nell'immaginario collettivo. E voglio leggere ancora. Bisogna tener presente che i banditi hanno fatto parte da sempre della nostra vita, dei racconti della nostra infanzia, ed erano racconti non di paura e di terrore, ma racconti di avventura in cui si mescolavano la disapprovazione e l'ammirazione per la loro abilità, scaltrezza e coraggio. Si tratta di un'affermazione, questa, che deve essere messa in diretta relazione con la visione della giustizia che si aveva nelle zone interne. Cioè la giustizia nelle zone interne veniva vista soprattutto come un male da evitare, come si evita la grandine, come si evita la siccità, come si cerca di evitare la fame e la peste. La giustizia nelle zone interne veniva vista come sinonimo di perquisizioni, di arresti, di processi. E voglio concludere con un'ultima considerazione, dopodiché voglio passare la parola a Paolo. Un'altra cosa che mi ha colpito di questo personaggio è data dal fatto che a Padre Ogni non appartiene la dimensione del giudizio. Il giudizio non gli interessa, lascia ad altri il compito, e nel caso del sequestro dei due giovani lascia proprio il compito alla magistratura e alle forze dell'ordine di perseguire il reato secondo i suoi mezzi e secondo i suoi intendimenti. Infatti sembra quasi che sia un favoreggiatore, perché nel momento del rilascio addirittura invita i due ragazzi a buttare fuori dalla macchina tutto ciò che i banditi hanno dimenticato. E secondo me invece a Padre Ogni non interessa il giudizio, perché interessa la coscienza, cioè sa che senza la maturazione di una consapevolezza nella dimensione della coscienza non c'è salvezza, non c'è possibilità di cambiamento, nel senso che a Padre Ogni interessa la scelta. Una scelta che deve essere sempre operata secondo quel dono che ci è stato fatto, cioè secondo il libero arbitrio, cioè la capacità di discernere il bene dal male, la capacità di sapersi elevare se si sceglie il bene, oppure la capacità di degradarsi a livello bestiale se si sceglie il male. È nella scelta che l'individuo si sostanzia e si manifesta, è nella scelta che ci si allontana oppure ci si incontra, è proprio nell'ambito di questa scelta che si crea quel solco che divide un sacerdote da un bandito, anche se nascono nella stessa famiglia. È proprio questo, secondo me, che distingue Padre Ogni, il nostro Padre Ogni, dai suoi banditi, e con questo voglio concludere. Abbiamo dato in buone mani il commento di questo libro, e quindi se c'è qualche approfondimento e l'autore vuole far emergere qualche altro aspetto che non è stato toccato. Buonasera a tutti innanzitutto. La professoressa ha spiegato bene tutta la parte che riguarda l'emissario e la figura che rappresenta Padre Ogni. Vi posso tranquillizzare sul fatto che effettivamente i ragazzi sono stati
quindi non ha rivelato la fine del libro, dicendo questo. Non va C'è male, un finale nel finale e quello si può arrivare a scoprirlo soltanto dopo aver letto oltre 300 pagine. Dire qualcosa del libro mi viene un po' in salita, nel senso che comunque ha detto molto Alessandra, quindi non vorrei togliervi la curiosità o la voglia eventualmente di leggere. Non sono uno scrittore, come ho detto a tutti, in tutte le presentazioni che ho fatto, sono un farmacista, è stata una cosa che ho voluto fare per rendere immortale mio zio, è una tantum praticamente, nata per caso in una stanzetta del suo ufficio in quella che era la casa dei Gesuiti a Cagliari, dove io comunque passavo parecchie ore in sua compagnia nel periodo universitario. Ho studiato a Cagliari come pendolare, capitava che il weekend lo trascorressi a Cagliari, e quindi avendo uno zio lì a mia disposizione mi piaceva trascorrere con lui varie ore a parlare di tutto, a parlare di donne, di motori, di calcio, di qualsiasi cosa, di religione. E siccome la mia curiosità e la mia curiosità nei confronti dei sequestri è sempre stata molto viva, e un giorno ho iniziato a stuzzicarlo in merito a questo argomento, e lui ha risposto in maniera molto precisa e dettagliata. Io ho lasciato andare la sua parlantina, anche se era un po' frenata. Ho stuzzicato più volte l'argomento, alla fine lui un giorno si stanca delle mie continue domande, si gira nella libreria che aveva alle spalle, prende delle cartelle e me le butta letteralmente sulla scrivania e mi dice: queste sono tue. Io guardo, erano tutte con colori diversi, una era rossa, una era verde, una era blu, in una c'era scritto Casana, in una c'era scritto Sara Nicoli, in un'altra c'era scritto Pietro Cugia. Ho detto: ok, sono tutti sequestrati. Ho detto: con te cosa ci azzeccano queste persone? E lui mi ha detto: io ho fatto l'emissario per tutti questi sequestri. Chiaramente mi si apre un mondo completamente nuovo, e per me era una cosa fantastica, perché purtroppo però potevo entrare direttamente in un argomento che io avevo conosciuto soltanto per sentito dire, soltanto per letture fatte, soltanto per trasmissioni telegiornali, e chiaramente le cartelle sono state rapite immediatamente dal sottoscritto, e sono andato a leggere. Quella che mi ha incuriosito, che mi ha preso subito, era sicuramente quella dei fratelli Casana, perché sapevo che c'era di mezzo gente di Sant'Ursurgiu, il mio sangue è tutto lussurgese, nel senso che i miei genitori sono di Sant'Ursurgiu, e quindi volevo scoprire che cosa c'era di vero in tutto quello che avevo ascoltato da televisioni, dai vari sentito dire. Cartella molto ricca di articoli di giornale, di appunti suoi, di lettere e cartoline. Qualcuna di queste mi ha stuzzicato subito, perché nel mittente che riportava
oltre al nome della persona c'era l'indirizzo era Piazza Manno. Per chi non conosce Oristano, Piazza Manno era il vecchio carcere della città nella quale vivo, e quindi quelle erano tutte lettere dei sequestratori che una volta che sono stati portati dentro chiedevano aiuto a mio zio dal punto di vista non soltanto religioso e psicologico, ma anche spiegare qual era l'intento del sequestro, quali erano le loro idee e quant'altro. Ho chiaramente terminato il percorso universitario, mi sono laureato e le cartelle sono rimaste lì. Poi ho avuto la brillante idea, siccome ero figlio di NM, nel senso che non ero figlio di farmacista, di aprire una farmacia veterinaria a Santo Lussurgiu. Il primo periodo non c'era granché lavoro, quindi tra un farmaco e l'altro decido di mettere per iscritto quello che c'era nella cartella. Ci è voluto un po' a buttare giù il romanzo e alla fine però sono riuscito a realizzare quello che era il mio sogno. Ho avuto la fortuna di far leggere tutto a zio, il quale ha corretto alcuni punti, ha tolto degli altri e mi ha suggerito di inserire qualcos'altro, e a quel punto scusate, a quel punto gli ho detto: sappi che io questo qua lo pubblico e non mi interessa né di avvocati né di sequestrati, eccetera, eccetera. Vado per la mia strada. Ho detto: sì, il libro è tuo, fanne quello che vuoi. E così è rimasto un po' nel cassetto, sino a quando ho trovato una casa editrice che ha deciso di puntare sul romanzo, e siamo usciti a dicembre del 2016 con questo romanzo. Da lì sono arrivato alla Musei, sarà la 42esima presentazione che faccio. La prima in Ogliastra che ho fatto è a Jerzu, grazie a Claudia, che ha voluto presentare il libro e quindi concedermi il piacere di entrare in Ogliastra e allargare poi la conoscenza dell'emissario e la conoscenza di Padre Ogni, perché alla fine dei conti anch'io l'ho definito personaggio in molte presentazioni, però forse il termine giusto è che era una personalità perché comunque lui aveva il potere di parlare la stessa lingua, sia che si rivolgesse ad avvocati che a sequestratori. L'avvocato dei fratelli Casana, giusto per chiarirvi un po' chi erano i Casana, era Vittorio Chiusano, quindi il presidente della famiglia Agnelli, ex presidente della Juventus, cioè non un pinco pallino qualunque. E diciamo che a conti fatti gli ha rotto particolarmente le scatole, perché i ragazzi dovevano parlare, perché i ragazzi dovevano dire quello che avevano visto e non dovevano tacere, perché zio avrebbe dovuto aiutare le forze dell'ordine. Lui ha sempre sostenuto che era stato cercato per liberare i ragazzi. Il suo compito è iniziato nel momento stesso in cui gli zii dei ragazzi sono andati in Bologna a cercare aiuto, ed è terminato nel momento stesso in cui i ragazzi sono stati riportati nelle mani dei genitori. Ci sono tante piccole curiosità leggendo il libro, tante piccole cose che probabilmente vi faranno anche sorridere, quindi non
tolgo il gusto di leggerle. Certo è che è un sequestro un po', concedetemi il termine, leggero, nel senso che i ragazzi non hanno subito violenza, quindi anche parlare di un sequestro a distanza di 40 anni che comunque crea dei problemi, perché stai camminando su un terreno un po' minato, però in questo caso i ragazzi non hanno subito violenza, si è risolto comunque abbastanza velocemente e quindi mi piace raccontare magari qualche aneddoto che è venuto fuori nelle varie presentazioni, conoscendo i protagonisti del libro, perché poi io ho conosciuto i sequestrati, ho conosciuto le forze dell'ordine che hanno partecipato a tutto il periodo di quel sequestro, ma anche degli altri, perché comunque diceva che erano 10 i sequestri in corso, 16 le persone sequestrate, tra cui quelli più famosi chiaramente Fabrizio De André e Dori Ghezzi, ma c'era anche la famiglia Schild, sequestrata e tenuta in un paese della Sardegna che ha fatto molto scalpore. C'era Olivetti, c'era Troffa, c'era Rosas, c'erano parecchie persone, tant'è vero che l'allora capitano Gavelli, che è quello che seguiva le indagini per i carabinieri, appunto, mi raccontò che si è trovato in una situazione in cui lui e tutte le forze dell'ordine, ipotizzando la 131 come strada in cui dovevano passare le persone, dicevano: scusate, per il sequestro Schild avanti a destra, per il sequestro Casana la seconda a sinistra, per il sequestro Bussi più avanti a destra, perché risultava essere un periodo in cui questi sequestri erano a mano di Leopardo, soprattutto nella zona dell'interno Sardegna, molto presente, molto cospicua come persona e come uomini. E un altro per dirvi, per confermare il fatto che i ragazzi sono stati trattati bene. Giorgio, in una delle presentazioni che abbiamo fatto insieme, Giorgio il ragazzo sequestrato, racconta di come in tutta la sua vita non ha mangiato prosciutto buono come quello dei 2 mesi del sequestro. Il prosciutto probabilmente era Ogliastrino, perché c'era qualcuno di un paese vicino qua, quindi probabilmente ha mangiato quel prosciutto e comunque lui ricorda con il sorriso un po', perché ha sempre detto che lui sarebbe voluto tornare in quelle zone e fare campeggio con gli amici. Questa è l'assurdità e il fascino del sequestro secondo lui. Sono stati trattati bene perché sempre Giorgio racconta di come loro giocavano a carte con il carceriere, hanno avuto l'opportunità di imparare a smontare e rimontare la pistola, quindi se avessero voluto avrebbero potuto decidere di ammazzare, di scappare. Poi dove andavano? Se Gregoriani non avesse detto tutto quanto, non avesse portato le forze dell'ordine nel posto in cui i ragazzi sono stati tenuti, non li avrebbero mai trovati, così hanno detto. Un'altra persona che abita a Loristana, che in quel periodo era direttore del Banco di Sardegna, mi racconta che
genitore Balbo di Sardegna, Barboso, mi ha raccontato che il giorno della liberazione dei ragazzi va, prima di entrare in banca, a comprare il giornale e rientrando, mentre apriva e sfogliava, una vecchietta lo ferma e dice: diretto, ma li hanno liberati? E lui ha detto: no, sul giornale non c'è scritto niente. E lei: strano, dovevano liberarli oggi. E la sera i ragazzi si fanno liberare. L'avvocato No. La curiosità nasce dalla relazione di Alessandra, cioè padre e figlio. Che taglio dava al sequestro? Cioè, mi è sembrato di capire che non era un taglio di tipo giustificazione di tipo sociologico, cioè gli oppressi, la Sardegna oppressa, sfruttamento. Lui era proprio, mi è parso di capire da quanto ha detto Alessandra, era per ragioni istintive, cioè di educazione ricevuta. Rispondo alla domanda. L'ha fatto principalmente perché lui vedeva in questi ragazzi due dei suoi alunni, quindi vedeva due ragazzini indifesi che non potevano andare a scuola, non potevano vivere ed erano, tra l'altro non erano neanche sardi, quindi avevano un disagio raddoppiato da quel punto di vista. E quindi è stata solo quella la molla che l'ha fatto andare avanti e che l'ha convinto della bontà della sua opera, per la quale comunque ha chiesto ai superiori che gli dessero l'autorizzazione e la benedizione per poter portare avanti l'incarico, perché comunque essendo gesuita doveva perlomeno rendere conto. Poi sicuramente l'altra cartellina molto interessante risulta essere quella di Saramiccoli, perché è andato in Toscana per fare questo sequestro, perché comunque anche lì è stato cercato dai piani alti come persona affidabile e importante nella risoluzione del sequestro e nonostante tutto rimane la cartellina blu, punto. Non ci sarà l'emissario 2 o qualche altro, non fosse altro perché mentre nel sequestro Casana la maggior parte sono morti i sequestratori, gli altri hanno scontato i loro anni in galera. Come libro è questo e rimane questo. Adesso ho la casa siccome la copertina del libro è una mia foto, la mano è la mia mano, alla casa editrice è piaciuto la copertina e mi ha chiesto se avevo piacere di fare un libro fotografico, perché ho la passione della fotografia e sto curando un progetto sulle maschere, partendo dalle maschere barbaricide e poi abbraccia tutte le maschere della Sardegna. E potrebbe uscire a breve un libro sulle maschere, ma non un romanzo, no, i sequestri del Casara, appunto, l'emissario 1, basta. Vi ringraziamo e siamo spiacenti per quelli che sono rimasti a casa perché si sono persi una bella serata. Grazie alla prossima. Ma c'erano altri anche.